Buondì cari amici di Maratona Veneta, buon scomissio di questa nostra ultima settimana di Maratona Veneta. La parola dell'uni, la parola del cosa è la parola laser, che questa è tagliata e avendo una E subito dopo, tante volte può capitare che si sente pronunciare esar, specialmente verso il veneziano. E l'accento qua cosa serve? E serve perché sostanzialmente quando che calcoliamo gli accenti sono infiniti, ipotizziamo la possibilità che qua possa andare una vocale finale, no? E come che tanti dice l'esare. Di conseguenza, sta qua la diventa la terz'ultima sillaba, l'esar. Se noi non mettiamo niente qua, se resarà l'esar, no? Uno può dire, ma perché te metti l'accento qua? Beh, per esempio, se noi doparassimo invece la parola assar, vedi che la L è tagliata, l'assare, slassare, che va perché qua sta roba può sparire, resta assar. Ecco, abbiamo da stabilire in sostanza che se non voglio mettere nessun accento qua, perché se sarà l'esar, e ora qua si arriva da l'esar per regola l'assar o assar, ma non è così. Qua si arriva da l'esar assar. Ma ora, se senza accento qua se lese assar, qua se mi non mettesse nessun accento se le leseria lesar e non è quello corretto. E ora o su uno o su che altro che va l'accento che va su questa qua, perché in realtà la è la terz'ultima sillaba. Sta qua non è mia una vera parola piana, se è una parola timida, sdrucciola si dice in italiano, per esempio, proparossitona in termine generale, con una poco perché però non viene contata ai fini dell'accento. Ok? La parola lesare, appunto del verbo lesare, non che pare ma un libro e mettersi a lesare. Perfetto. Da dove viene? La stessa dell'italiano leggere, ok? Del francese lire, avanti cosita, voglio farvi vedere una roba che in latino era leggere, con una G solo. E ora sappiamo che in Veneto, quando in latino se una G seguita da una E o da una I, solitamente in Veneto catarò una Z, come per esempio, non so, la parola gens, in italiano è gente, in latino era gens dopo gens, e in Veneto si diventa gente, de fatti, no? Perfetto, qua vedi, di conseguenza il Veneto, la G mi fa diventare Z, la R, la asena E senza tono, perché il tono è qua, leggere, e ora sta qua che è senza tono, la se sbassa diventa lesar, perfetto, e la E finale la puoi perdersi o no, se è possibile tutte le robe. E ora vedi che il Veneto viene fuori direttamente dal latino, non serve mica passare per l'italiano, perché l'italiano è già un'altra strada, evidentemente. L'italiano viene fuori dal latino, e come il Veneto magari poi a sua strada, per esempio, e se ha, come che ha fatto in tanti casi, inventate le doppie che neanche in latino non è che era mia. Di conseguenza, sto leggere, se uno sa il latino, e uno pensa che l'italiano viene fuori diretto dal latino, le P, sia il latino, come che dice tanti, eccetera, su certe robe è vero, per esempio sul tipo di suono che ha questo mantenere, è l'unica lingua che mantiene la G così fissa qua, vabbè che ne sei altre, ma di quelle grande a soia, e solo del tutto si è inventata una doppia inesistente, come che l'italiano fa tante volte. Ora tante volte il Veneto non mica le doppie perché pensiamo che sia cavare rispetto a quelle dell'italiano, ma in realtà tante volte l'italiano che le ha inventate, le ha sontate in P, come qua. Leggere è come dire probabile in realtà, solo che l'italiano che sta video che probabile non sia mia corretto, invece leggere sì. E non si sa perché, però l'italiano ha questo cristallizzare che regole là. Il Veneto è l'esar o l'esare. Va bene? Perfetto. Dopo che sei qui che puoi mantenere la R alta, tipo alla latina, come certi veneziani e del trevisano sostanzialmente. Perché sta roba è accettabile? Sì, perché se sei passati comunque partite qua, anche se bisogna riscontrare che sui testi veneziani si cata spesso, tante volte, sebbene che veneziani in cui dice laser, tanti veneziani in cui stesso dice laser, e anche sui testi si cata sia lesere, scritto proprio qua Z, non qua full qua, ma qua Z sì,
l'esere manca l'esar, robe così. Di conseguenza che se n'ha aleatorietà su ste due robe qua. Che avessimo da dire qualche se la varietà quantitativamente presente, la se qui a colare. Dunque la parola macro standard la è diventata l'esar. Perché? Perché se qui è più frequentemente doparata e a base di quella se può, se intuisse anche le altre varietà. Va bene? Bon, anche per quello che abbiamo fatto con la nostra maratona veneta. Questo qua era l'episodio 90 sì e sui 100 episodi che avevamo da fare e se vediamo domani per il 97esimo episodio e buon inizio di questa settimana.